Buongiorno, siamo qui a Villa Contarini in occasione della cerimonia conclusiva per il centenario della Grande Guerra e ho qua con me presente il presidente del consorzio in questa collaborazione fra appunto Regione e Consorzio tra i Conservatori del Veneto. Passo la parola al maestro Roberto Cutipano. Questo è un momento sicuramente dal punto di vista celebrativo molto importante, perché non è l'ultimo dei concerti che come consorzio abbiamo organizzato per gli eventi legati alla Grande Guerra, ma è certamente più rappresentativo vista la sede e vista l'ospitalità al completo della Regione Veneto. Come è nata questo consorzio? Proprio su spinta della Regione Veneto, che a suo tempo nel 2003-2004 ci ha aiutato a costituire l'Orchestra regionale dei conservatori con delle manifestazioni che hanno avuto a quel tempo grande successo. Questo pianoforte in particolare su cui verrà eseguito il concerto di oggi risale proprio ai primi del Novecento, perché riporta proprio la dicitura proliferante del Sua Maestà Imperatore e Re. Intanto io ringrazio tantissimo la professoressa Cecilia Franchini di aver desiderato fortemente suonare questo pianoforte in questa occasione e la ringrazio anche da parte della famiglia Carbone, perché questo pianoforte è stato donato da Paolo Carbone alla Fondazione Ghirardi. La Fondazione Ghirardi svolge qui attività culturali ed era una volta la proprietaria della villa, che è stata ceduta nel 2005 alla Regione del Veneto. Ha ritenuto che la sala della chitarra rovesciata fosse il luogo più consono per conservare questo pianoforte storico. Grazie. Ho visto che ci ha raggiunto anche l'assessore Corazzari, che invito qua con noi. Buongiorno. Buongiorno assessore. Buongiorno. Ringraziamo ovviamente per l'ospitalità. Io devo ringraziare voi, devo dire che nell'ambito di questa giornata, che è una giornata celebrativa di tante iniziative che si sono svolte nel corso degli ultimi anni nell'ambito del programma appunto per le celebrazioni di questo centenario molto importante, abbiamo voluto dare una connotazione anche identitaria e culturale con degli eventi, tra i quali naturalmente spicca il vostro, che come conservatori avete dato questa disponibilità. Quindi devo ringraziare il Conservatorio di Venezia che ora ci allieterà con questa esibizione, questo concerto, e devo dire che questo è anche un piccolo esempio, un segno dell'importanza che per noi ha il filo della storia che si connette con i nostri valori, la nostra identità, che null'altro come la nostra cultura, in particolar modo la cultura musicale, la nostra storia musicale può rappresentare. Pensavamo che questa fosse l'occasione giusta per potervi coinvolgere e devo dire abbiamo trovato una risposta direi entusiastica a 360 gradi, quindi siamo veramente orgogliosi di poter riuscire a mettere in rete queste eccellenze che abbiamo nella nostra regione. Siamo fortunati a vivere in una regione così ricca, così viva da un punto di vista culturale, artistico. Abbiamo voluto volgere uno sguardo nei confronti della musica e dei giovani che fanno della musica la loro vita e la loro prospettiva di futuro. Questo concerto vede protagonista il Simultaneo Ensemble, che è appunto uno dei progetti del consorzio tra i conservatori del Veneto. È un laboratorio di musica da camera che quest'anno compie 15 anni. È stato fondato nel 2003 presso il Conservatorio di Venezia e poi un po' alla volta si è allargato alle varie sedi del territorio del Veneto, e abbiamo voluto allargarci anche ai licei musicali del Veneto, che sono ben 7, e quindi abbiamo collaborato in una sinergia appunto di 13 istituzioni. In primavera abbiamo circuitato circa una ventina di concerti.
una delle mission del conservatorio è proprio quella di fare anche ricerca, e quello appunto di andare a riscoprire e comunque appunto far conoscere quei compositori nostri, locali. Questo brano. Guido Alberto Fano è un compositore veneto che la Regione Veneto ha già valorizzato in passato sia dal punto di vista archivistico che dal punto di vista esecutivo, e mi fa molto piacere che Cecilia l'abbia inserita in questo progetto che celebra la Grande Guerra. Il quintetto scelto per l'esecuzione nasce proprio nel 1917 e quindi in pieno clima bellico. Una composizione di grande forma, 4 movimenti con una linea così ideale, un'epigrafe che dice: mi ritestai all'arte ed alla vita e fu dolore ancora nell'eterno speranza e luce, che dà un po' una lettura così programmatica, se vogliamo. Un primo movimento molto intenso dal punto di vista della composizione, con temi che si muovono nelle varie tonalità, come era abbastanza, come dire, si cominciava a fare nei primi anni del Novecento. Un secondo, uno scherzo abbastanza vivace e brioso, un adagio di grande intensità, quasi, se vogliamo così, profonda, meditativa, mistica, e un finale con un tema di corale che viene accennato e che è un po' quello che rimanda al trascendentale, viene accennato a metà del quarto movimento e poi ripreso con un tocco di inventiva molto originale, con una tromba con sordina nelle ultime battute del pezzo. Bruce Adolph, un compositore americano nato a New York nel 1955, con una formazione musicale veramente completa, in quanto ha fatto studi di compositore, di pianista, e si dedica moltissimo alla didattica, ed è particolarmente attratto dalle questioni scientifiche. Schweitzer è un compositore che ha un curriculum di studi straordinario, pianista, organista, didatta della musica, e si dedica anche lui molto alla didattica e alla composizione, ed è eseguito in molte occasioni.